Il culto dei morti è segno di civiltà, lo diceva un anziano parroco ad un ragazzino che puntualmente ogni settimana andava a trovare la madre prematuramente morta di tumore. I cimiteri sono i luoghi del ricordo, sono i luoghi dove amori e legami fisicamente spezzati vengono ripresi con forza e tenerezza, ed è per questo che defunti e cimiteri vanno rispettati, cosa che a quanto pare, come mostrano le immagini, non accade a San Giacomo di Veglia. Qui le erbacce sono state lasciate crescere e il piccolo cimitero ora appare come un luogo dimenticato e molto trascurato. In questo momento posso dire una cosa indecente. La gente però si arrangia proprio come fa questa signora che alla trascuratezza pone rimedio improprio. Io in qualche modo mi arrangio da sola a tagliarmela perché ho una macchinetta, ma non tutti possono avere questa disponibilità. La situazione di degrado infastidisce non solo questa signora, ma anche chi ha voluto manifestare il proprio disappunto telefonando alla nostra redazione, puntando il dito contro l'amministrazione comunale. La gente, nonostante tutto, continua ogni giorno ad attraversare questa savana dove le erbacce nascondono le tombe ma non offuscano l'amore verso i propri cari. E davanti a tanto degrado viene anche spedito un promemoria all'amministrazione. Gli altri cimiteri sono tutti belli curati, se non riescono a tenere pulito così, che mettano ghiaino, così hanno risolto il problema e si trova tutto bello, bello curato, perché insomma ci vuole un po' di rispetto, mi pare, ecco.